Buongiorno a tutti, amici ed amiche di TVBN. Eccoci al quarto appuntamento con la rubrica Ti racconto un quadro. Sono Rosaria La Rosa, direttore della Galleria d'Arte Lurlo di Rosario dei Trapani, via Marsala 133. La galleria è una sorta di casa dell'arte dove si organizzano eventi culturali come incontri poetici, presentazioni di libri e mostre. Oggi parleremo di un elaborato realizzato da Stella Poma, un'opera di arte contemporanea. Si tratta di un quadro scultura dove la composizione presenta diversi elementi. Stella Poma dal 2009 frequenta la galleria, all'inizio come allieva, adesso è una delle figure più importanti per la costante presenza ed è un valido aiuto nella organizzazione degli eventi e nella realizzazione delle scenografie con momenti di performance emozionanti. Nel suo percorso artistico Stella ha affrontato molte tecniche, chiaramente in tanti anni che è qua con noi ha spaziato un po', dal realismo all'astratto, dall'impressionismo alle tinte piatte. Oggi la sua visione filosofico-artistica si muove verso le installazioni e al multimaterico. L'opera che stiamo analizzando oggi è questa. La struttura di base è una tela 40-60. I materiali utilizzati sono colori acrilici, stoffe, vetro, colla, rami, sabbia, pietre, eccetera. Il progetto è nato in occasione di una collettiva per la Settimana Santa, evento spettacolo che ha visto la partecipazione di 15 artisti. Come già detto, la struttura di base è una tela dove sono stati posizionati i vari elementi insomma, che vediamo. Come prima cosa vediamo il cielo tempestoso, che rappresenta un momento biblico, quando Gesù, rivolgendosi al Padre, disse: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Allora si udì un tuono e il cielo si oscurò. La croce, posizionata al centro della composizione, non tocca a terra. La terra diciamo che si trova in basso. Questo per accrescere ancora una visione mistica. La croce è stata realizzata da un elemento di recupero, che non a caso era originariamente un portapane, pane che ci riporta al corpo di Cristo. La coppa ai piedi della croce accoglie il sangue di Gesù. Anche la scelta di questo elemento è volutamente semplice, perché non è infatti una coppa dorata, baroccata e quant'altro, perché potevamo utilizzare anche delle coppe più importanti, ma abbiamo scelto questa coppa semplice per dire che Gesù si è semplicemente fatto uomo per la salvezza di altri uomini. La corona di spine è stata ricavata da dami di Bougainville. La scelta del tessuto, per la scelta del tessuto, diciamo, l'artista ha utilizzato una stoffa di grande prestigio, appartenuta alla mamma, alla sua madre. Quindi inserisce un elemento di forte tensione personale. Porta sulla croce momenti della sua vita, complicazioni, sofferenze che offre a Cristo come il più prezioso dei doni. In quest'opera si sente il pathos, il dialogo e la potenza, perché alla fine in fondo l'arte è esprimere se stessi attraverso elaborati artistici come nel nostro caso. Se ci soffermiamo ad osservare, a cercare di capire, scopriamo un mondo straordinario che parla dell'artista più di quanto si possa immaginare. Un artista lavora sempre, quando è triste, quando è euforico, felice, arrabbiato. Insomma, l'arte ha un potere in più, trasforma le emozioni in visioni e per fare questo può utilizzare qualunque mezzo, un pennello, una spatola, qualunque cosa. Dico sempre ai miei allievi, non importa se un'opera è bella o no, buttate dentro quello che avete da dire e soprattutto da dare. Non pensate a fare un lavoro perfetto, perfettino, precisino, che sia piacevole al gusto soprattutto degli altri, ma dovete fare qualcosa che prima di tutto è espressione del vostro sentire. Con questo io concludo, augurando a Stella e a tutti voi buona arte. Grazie a tutti, amici ed amiche di TVBN, ci vediamo la prossima settimana.